Ma che stai facendo qua tu solo, paesato? Sto da solo. 12 ore di treno, l'8 e mezza in mezzo alla piazza a Foburdello. Cosa ti dà la forza di venire qua da solo? L'amore per la maglia. No, ma non esiste nessun altro. Sta per mamma, guaglione, tutto Ma tu hai lasciato pure la ragazza a casa? quanto. Sei un bravissimo fidanzato per il Napoli, solo per il Napoli. Vero? Sempre, esattamente. Cioè tu ami di più la tua ragazza o il Napoli? Il Napoli non deve, cioè come mamma, non si tocca. Sullo stesso piano mamma e Napoli. Gente di Maro, eccoci qua. Ultima puntata di questa stagione di Gente di Maro. Ma che ti sei portato? San Pedro, e Pedro. San Pedro, protettore di Napoli. Ti sei portato l'altarino di Pedro? Sì. Ma fammi sentire, quando lui ha fatto quel gol, tu come hai reagito? Gol! Mamma! Stavo tutto sudato, viene gonfio, un po' moriva. Stavo tutto durzato, diciamo, Sì, penso tutti. Grazie Pedro. Ciao Pedro! Iniziamo subito con l'ultimo rumor di calciomercato. Grealish non mi ha mai fatto impazzire, quindi Come dire? A me non piace. Lo vedo buono, ma non penso che arriverà. mi andrebbe bene perché comunque la sua carriera l'ha fatta, però Non male. Guarda che spustata. C'è un po' di Grealish per la testa. Complimenti. Sì, ma piglio 15 milioni di euro a stagione, non ci prendiamo in giro. Ma io non credevo neanche a De Bruyne quando uscì la prima volta la notizia a maggio, quindi ci speriamo. Si avvicina il momento dell'asta del fantacalcio e quando si è tifosi è veramente impossibile rimanere imparziali. Secondo te qual è il giocatore del Napoli da prendere al fantacalcio? Ma fammi te l'ha già visto spoiler con due persone che fanno il fantacalcio con me. Io faccio follie per De Bruyne, non mi interessa tutto il resto, il prezzo. Questo è difficile come domanda. Spendere pure 300 su 500 di budget. Il prossimo Mister X, l'altra ala che manca, perché arriva alla fine, capito? Lo vedono di meno, questi qua già li stanno vedendo, quindi già si innamorano, invece questi qua arriva alla fine e va qualche poco. io punterei su Scott. Lang. Lang è il crack quest'anno. Lang Rispetto a Kvara è scostumato. porterà gioie, molti assist e molti gol. Proprio scostumato, quindi penso che ci darà soddisfazioni quest'anno. Secondo me Lucca. Anche Lucca. Pure quando stava con l'Udinese sempre mi sono affidato, infatti ha portato degli ottimi bonus. Lucca, perché magari parte come riserva, però non so quanto riserva sarà. Forse Lucca. Secondo me quello da prendere al fantacalcio è Marianucci. Magari non tutti se l'aspettano che può fare un buon campionato e quindi probabilmente anche al fantacalcio conviene prenderlo. Quest'anno secondo me Lukaku, perché quest'anno vedremo proprio un altro Romelu con la preparazione iniziata già dall'inizio e non ad agosto come l'anno scorso. Io penso Rachmani. Rachmani è un ottimo difensore, è molto sottovalutato dai tifosi. Un Lang o la prossima ala che prenderemo sarà sicuramente un affare. Secondo me proprio no a Lang, perché ancora non è tanto conosciuto in Italia. Il Napoli degli ultimi anni è letteralmente un sogno, ma se qualcuno ce lo infrangesse, domani mattina ti svegli ed era tutto un sogno. Il Napoli non ha vinto 2 scudetti in 3 anni, quello acquistato non è De Bruyne ma Donadel. Sarebbe stato un brutto sogno allora, in incubo. Via proprio a male. Mi riaddormento e mi risveglio. E non vedere che mi addormo una volta, subito. Mi attacchi anche. Muoio, svengo, sbatto in terra. Spero di non svegliarmi a questo punto. Meglio non svegliarsi proprio. Sì, Questa delusione non la vorrei vivere, ormai siamo sulle ali dell'entusiasmo, dove le cose più belle si stanno avverando. Vabbè, sinceramente noi lo seguiamo dalla Serie C. Ma io non so se tutta questa gente c'era dietro lo scudetto Carraro infame in curva B, al gol di Swocca a Pistoia per la promozione in Serie A Genova nell'invasione di campo quando siamo state promosse entrambe, quindi può anche rifallire, andare in Serie D, ripartire da zero, sempre e comunque forza Napoli. Solo per la maglia. Solo per la maglia. I giocatori vanno e vengono. Oggi però era il giorno della prima amichevole precampionato. Che cosa ti aspetti di vedere stasera dalla partita? Poco perché il buon mister li sta scassando abbastanza. Prima di tutto divertimento e serenità. Va bene, scività. 7-8-0. Tutta ramata i gol. Non dall'Arezzo. Partite. 4-5 gol a nasci. Però l'Arezzo gioca in Serie C, non è una squadretta. Speriamo. Speriamo. Speriamo che non stiano sulle gambe. Dici che ci intossichiamo? No, io dico che speriamo. È una sgambata, diciamo, niente di che. Napoli-Arezzo spero di iniziare a vedere già i primi progressi della squadra di Conte. Io spero di già iniziare a vedere qualcosina, soprattutto vedere qualcosa da De Bruyne, che penso che è quello che tutti si aspettano. un grande gioco e il primo gol di De Bruyne con la maglia del Napoli. Gol sicuro, no a Lang, già sta come un pazzo. Non mi aspetto molto, ma so che è una squadra competitiva, mi fido di Mister Conte. Il Napoli non brilla e perde 2-0 con una prestazione incredibile del portiere avversario. Raccogliamo pareri a caldo. Sta
indossacata. Male, male. Ma ci armadiava proprio una carretta e gol e invece non ha acchiappato noi rugi. Questa batosta non ce l'aspettavamo, ma comunque ci riprenderemo, dai. Aspettiamo ancora, siamo fiduciosi. Non mi è piaciuto. Fuori fase, Sulle gambe, un po' sulle gambe. Incidenti di percorso, ci può stare. Hanno troppo acido lattico nelle gambe. Deve comunque vedere che cosa fare, perché con questo attaccante così non può andare in Champions. Ci sta, non fa niente, non fa niente. Chi avete visto meglio? Ma Lang, escludendo il fallo, l'ho visto in palla. Che ho visto meglio è solamente Anguissà. Anche Lucca. Lobo forse, mi è piaciuto. Il mio cuore lo ha conquistato Asa. Parlami del portiere dell'Arezzo. Ma quanti gol ha parato, Kill? Io non ci posso pensare. Sì, perché mi sembra che è il cugino di Neuer. Miracoli, ha fatto un miracolo uno dietro l'altro. Il bug di FIFA. Tu tiri e niente. Tira la palla non trova, se non ci fai niente quello. Non so se è stato un fattore positivo. Comunque non è questa successo partita, niente, no? non ti preoccupare, non fa niente, era solo un'amichevole, la prima amichevole del precampionato, non succede niente. Sicuro? Cioè, non abbiamo perso i punti. No, siamo forti lo stesso. Vabbè, cioè, lo scudetto non è che... No, il scudetto rimane ancora qua. Ah, va bene, allora sta a posto. È stato bellissimo raccontarvi questi primi giorni di ritiro del Napoli. Siamo stati al fresco, abbiamo parlato con un sacco di gente, ci siamo divertiti. Mo ci vediamo tra qualche settimana con la puntata speciale di Sangro Azzurro. Ciao Aiù. Io sono proprio pigliato gol, Andrea. Che Napoli quando perdiamo pigli sempre gol, te partite. Vorresti sempre vincere. Anche il 22 luglio con l'Arezzo. Soprattutto il 22 luglio con l'Arezzo. Ma come si fa? Si pigli sonno stanotte. Sai cosa non mi farà prendere sonno stanotte a me? La mia mancanza. No, sti ciabattino che te mi sopra. Andrea, guarda, io tengo stile e personalità. Non è facile. Lo so. Non è facile venire allo stadio così.